Alla prima prova di aggancio la Nuorese centra subito l'obiettivo, guai però a fermarsi al freddo risultato. La Nuorese ha vinto sul campo del Palazzolo, ormai ex capolista, nettamente e meritatamente, dimostrando di aver assorbito la prova negativa con l'Oggiano. Malgrado l'emergenza che ormai la accompagna da diverso tempo, la Nuorese ha dominato sul campo dell'ex capolista. Il primo tempo dei verdi-azzurri è stato perfetto sul piano tattico, con pronte chiusure e altrettanto pronte ripartenze, e il gol di Dossù è sembrato solo la logica conseguenza di tanta superiorità. Nelle riprese il Palazzolo ha provato a reagire, gettando sul campo grinta e determinazione più che un gioco ragionato e manovrato. La Nuorese ha sofferto la maggiore aggressività dei lombardi, ma non ha ceduto di un metro, e anzi le ripartenze dei verdi-azzurri hanno messo i brividi alla difesa dei padroni di casa, fino al raddoppio firmato Mancosu. A rendere avvincente il finale di gara ci ha pensato Torri, lesto a deviare in rete un traversone dalla sinistra, ma il sigillo nuorese è arrivato al 90° col gol del 3-1 messo a segno dal giovane Nuvoli. Poi è stata solo festa grande, soprattutto per i tifosi verdi-azzurri, arrivati anche a Palazzolo per stare vicini ai propri beniamini. Virgilio Pera è una prova di grande maturità della Nuorese, passare a Palazzolo non era facile, eppure la Nuorese ci è riuscita. Soprattutto dopo il passo falso di domenica scorsa è una prestazione importante, a parte la vittoria in casa della prima in classifica, ma la squadra vuol dire che c'ha carattere, ha reagito dopo un passo falso, dopo qualche critica, però ribadisco che in domenica non eravamo dei brocchi e non siamo dei fenomeni adesso, dobbiamo avere equilibrio e noi speriamo di averlo tutto il campionato, perché sarà da soffrire, sarà un campionato combattuto con avversari forti come il Palazzolo, il Como e tante altre. Oggi siamo contenti e stiamo già pensando a domenica prossima.